Di nuovo. Ribera, città delle arance per i parlamentari di Forza Italia, La Rocca Ruvolo e Riccardo Gallo, rispettivamente commissari e vicecommissari regionali di Forza Italia, affermano come è una città abbandonata a se stessa, un'amministrazione comunale assente, senza progettazione e programmazione, e Ribera così per i due parlamentari non avrà futuro. Già mesi fa abbiamo preso le distanze dal sindaco Matteo Ruvolo per mancanza di dialogo con gli alleati che hanno sostenuto la sua candidatura. Adesso i due parlamentari regionali di Forza Italia chiedono alle altre forze politiche che hanno a cuore le sorti della città di fare lo stesso e di avviare un confronto per lavorare tutti insieme per il rilancio turistico, sociale ed economico della città di Ribera, partendo dal miglioramento dei servizi essenziali. Riteniamo, affermano i due parlamentari regionali di Forza Italia, sia necessario mettersi tutti insieme intorno a un tavolo per confrontarsi su quali strategie mettere in campo per un rilancio che passi dall'intercettazione dei fondi comunitari e regionali per portare risorse e sviluppo a Ribera e al suo Interland. Occorre prendere coscienza che l'interlocutore non può essere l'uomo solo al comando, ma la città e il suo patrimonio umano e culturale. L'appello lanciato dai due parlamentari di Forza Italia, Gallo e La Rocca Ruvolo, viene preso in dovuta considerazione dalla parlamentare Giusy Savarino, che afferma come l'appello lanciato dai due deputati di Forza Italia a lavorare insieme per lo sviluppo turistico, sociale ed economico di Ribera non può che essere condiviso da chi ha a cuore le sorti della città. Le preoccupazioni dei colleghi, continua Giusy Savarino, per le difficoltà riscontrate dal Comune sono da me condivise. Sono lieta che si sia lanciato questo invito, accolto anche dal collega Roberto Di Mauro, al confronto tra le forze politiche, insieme ai tanti rappresentanti locali di Fratelli d'Italia che hanno sollevato gravi criticità. Sono disponibile, continua e conclude la Savarino, a partecipare a questo lavoro sinergico per il rilancio della città di Ribera. In merito a quanto dichiarato dai parlamentari di Forza Italia, La Rocca Ruvolo e Gallo, il sindaco risponde dicendo che in meno di 3 anni ha risanato l'ente. Il sindaco passa quindi al contrattacco, invitando di chi parla di tavoli e di strategie per l'intercettazione di fondi comunitari e regionali per portare risorse e sviluppo a Ribera a farsi avanti, e ricorda che la sua amministrazione in 3 anni di mandato ha risanato il bilancio con l'ultimo consuntivo per l'anno 2022, che registra così un avanzo disponibile di quasi 700.000 euro destinati agli investimenti. L'amministrazione, precisa Ruvolo, ha ottenuto finanziamenti per oltre 20 milioni di euro per importanti interventi, alcuni già in atto e altri in futuro, di edilizia scolastica, impiantistica sportiva e ricreativa, efficientamento energetico, adeguamento sismico degli edifici comunali, digitalizzazione dei servizi comunali. Agli interessati alle sorti di Ribera, afferma Matteo Ruvolo, chiedo di dare segnali tangibili di collaborare realmente con la mia amministrazione, che oggi ha l'avventura di ricoprire rilevanti ruoli anche a livello regionale. Non si ricordi di Ribera solo quando deve tutelare gli interessi del partito o deve venire a raccogliere voti in campagna elettorale.